Buongiorno a tutti, eccoci qui per il nostro nuovo aggiornamento bisettimanale sulle ultime escursioni fatte. Diciamo che sono state 2 settimane molto proficue perché abbiamo fatto dei luoghi molto interessanti. Praticamente siamo stati in una fabbrica di macchine fotografiche che purtroppo non siamo riusciti a visitare tutta, una casermetta a Mainz, casermetta della Fanteria d'Arresto, purtroppo completamente invasa dalla vegetazione, era quasi impossibile vederla dalla strada, anzi dalla strada proprio non si vedeva. È che ho una nuova mappa con tutte le caserme della Naia e essendo centinaia e centinaia mi ha portato nel posto giusto per fortuna. Inoltre sono stato l'altro giorno, giovedì, su un edificio abbandonato a Pederobba, ma il luogo più bello di tutti, più interessante, è stato il luogo dove sono nati gli Arditi d'Italia, 29 luglio 1917, vicino Manzano, località Sdricca. E qui ho visto una vergogna, un edificio veramente semidistrutto, un edificio trasandato, con una targa fuori, un tricolore nuovo sul pennone esterno, ma un edificio veramente che con poche decine di migliaia di euro poteva essere ristrutturato, visto che si è scritto una parte della storia d'Italia qui. Questi soldati sono morti per la patria e noi non riusciamo neanche a restaurare questa specie di casetta in mezzo ai campi dove sono nati. Una vergogna, non so cosa dirvi onestamente. Un vero peccato. Poi io vi consiglio comunque anche di vedere gli shorts, i video brevi, perché ho fatto dei video brevi molto interessanti in tanti luoghi dove non sono riuscito a entrare o dove ero già entrato ma ho visto dei cambiamenti, come la caserma Ottone Pecorari di Lucinico, che è stata in parte disboscata, oppure la Monte Pasubio di Cervignano del Friuli, che è stata praticamente demolita, o meglio, non tutta demolita, ma in parte è stata demolita. E quindi potete vedere degli short molto interessanti, dei video brevi, anche di caserme dove non sono riuscito a entrare, anche perché magari molte volte sono ancora attive. Ecco, inoltre mi sono comprato le scarpe nuove, ho fatto vedere il confronto, un piccolo video di confronto tra delle scarpe veramente professionali, quelle nuove che mi sono comprato giovedì, visto che sono passato a Montebelluna, dove c'è uno spazio molto buono, dove vendono scarpe veramente serie, a prezzi comunque ragionevoli. E così insomma. Per quanto riguarda le prossime visite, le prossime 2 settimane, io vi anticipo che in linea di massima, tempo permettendo e partite permettendo, perché ho il Venezia, la squadra della mia città, che sta andando molto bene, potrebbe andare in Serie A, quindi andrò a vedere alcune partite anche in trasferta probabilmente. Allora ho trovato dei nuovi luoghi da visitare un po' dappertutto, per fortuna. Ci sono dei bei luoghi a Trieste da visitare, dove dovrei trovarmi con l'amico Adriano se sarà libero, a Bologna con l'amico Fabio, e i luoghi più interessanti da fare sono comunque sempre in zona Udine, ma dovrò aspettare il caldo perché erano allagati o dovevo attraversare un fiume. Quindi queste 2 settimane probabilmente mi butterò a capofitto sulle zone di Vicenza e Padova, dove ho delle ville, delle chiesette e luoghi comunque civili, e poi dovrei riuscire a buttarmi in zona Verona, dove ho anche un forte, un aeroporto abbandonato, se mi daranno il permesso di visitarlo, che ci sono delle fabbriche nei dintorni che potrebbero chiamare i carabinieri, quindi chiederò il permesso per entrare, visto che probabilmente è anche loro il terreno. Vediamo come andremo, dipende dal tempo, dipende da tante cose, dal lavoro. E io vi ringrazio, siete tanti che mi seguite, datemi nuovi consigli, indicatemi nuovi posti da visitare, io ci andrò, se volete venire con me vi porterò. Vi ringrazio per le visualizzazioni, per i mi piace, per come mi seguite, per i consigli che mi date, mi chiamate per telefono, mi inviate mail, scrivete sotto i video, siete tutti gentilissimi, siete tantissimi. Vorrei salutare una persona in particolare, l'alpino Enrico, che a 77 anni mi ha chiesto di portarlo a fare delle escursioni, ovviamente semplici, vista la sua età, come è giusto, e quest'estate sicuramente lo porterò con me a fare un'escursione facile, che ho già fatto, in modo che so dove lo porto, e in più ne andremo a farne una nuova insieme, vediamo magari un posto, sì, che non sia da ammazzarsi, perché se mi ammazzo da solo sono affari miei, ma non voglio portare nelle mie rovine altre persone. Ecco, io vi ringrazio tutti, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.